Prefetto, oggi un momento importante, Comitato Sicurezza e Ordine Pubblico su Favara. Favara, un'escalation di microcriminalità e non solo, dove ha perso la vita anche un servitore dello Stato, una persona che faceva il suo lavoro, un medico, insomma una persona conosciuta come il dottore Alaimo. Ecco, cosa può fare, cosa state facendo? Si tratta di cose anche un po' distinte, perché purtroppo l'episodio gravissimo che ha riguardato il medico cardiologo è ancora in via, come dire, di definizione, quindi va inquadrato, ci sono indagini in corso ovviamente. Noi oggi ci occupiamo, diciamo a margine anche di questo, ma ci occupiamo soprattutto della situazione generale dell'ordine e della sicurezza a Favara, perché ci sono stati recentemente tanti episodi e ci sono tanti segnali anche preoccupanti di un'escalation che inquieta, preoccupa molto le tante persone per bene, quindi che vivono a Favara, quindi anche ovviamente e soprattutto d'intesa con l'amministrazione comunale vediamo di intraprendere magari un percorso che può e deve necessariamente riguardare la prevenzione, implementando per quanto possibile anche i servizi delle forze dell'ordine. È chiaro che, l'ho detto in tante occasioni, vale per Favara ma vale per tutti i comuni della provincia. Se non c'è la collaborazione dei cittadini, se non c'è veramente anche un cambio di passo negli atteggiamenti da parte della società civile, è chiaro che non ci sono controlli che tengono. I controlli sono utili, ma possono funzionare e funzionano sicuramente meglio se i cittadini collaborano e sono al fianco delle forze dell'ordine. Sindaco, oggi ordine pubblico, sicurezza qui alla Prefettura, ecco cosa sta succedendo a Favara? Una criminalità che giorno dopo giorno aumenta sempre di più, ma lei ha ricevuto anche tantissime solidarietà anche da parte del Consiglio Comunale. Sì, purtroppo in questo periodo stiamo parlando in diversi mesi sono succedute troppi casi di microcriminalità o come quella che è successa l'altro ieri purtroppo dove addirittura abbiamo delle vittime. Oggi siamo qui, fortunatamente il nostro appello è stato raccolto subito dal prefetto e dalle forze dell'ordine per fare delle azioni che portano a una presenza stabile sul territorio, perché quello che è importante è la percezione che i nostri concittadini hanno della sicurezza che c'è nel territorio e queste riunioni, questi incontri servono anche a questo. Purtroppo ci sono stati degli episodi, più di uno, fra intimidazioni, furti e quant'altro, che la dicono lunga sul disagio che c'è in questo momento nel nostro territorio. Ecco, lei come se lo spiega, anche come sindaco al primo mandato da un po' di tempo, insomma si è fatto già un'idea quali sono i moventi insomma, che arrivano, anche perché sono diversi i campi in cui la criminalità diciamo, è presente. Purtroppo sono la maggior parte, purtroppo per fortuna, sono la maggior parte episodi scollegati tra di loro e sono episodi di microcriminalità o che non c'entrano niente con la criminalità organizzata, fortunatamente. Però sono degli episodi che vanno controllati. C'è un disagio, questo è sicuro, c'è un disagio diffuso, soprattutto quando riguarda i furti che si sono stati, comunque c'è una povertà. Bisogna ristabilire il controllo e la percezione del controllo da parte dello Stato e delle istituzioni. Chiedete anche magari dei fondi, maggiore sicurezza, oltre ai fondi, insomma c'è anche per questo disagio anche come si può intervenire? Allora, una mano d'aiuto già la Prefettura la sta dando con il bando che è uscito adesso per la videosorveglianza. A breve avremo la possibilità di videosorvegliare bene l'intero territorio. La cosa che manca sicuramente è la possibilità di poter assumere nuovi vigili. Abbiamo un corpo dei vigili urbani ridotto al lumicino, per la situazione di bilancio non possiamo fare né assunzioni né concorsi e questo è un problema per tutti. Quindi per questo si chiede anche l'aiuto dello Stato perché non siamo in grado di controllare il territorio in questo momento. Un suo ricordo anche il dottore Alaimo, una persona per bene, una persona che è morto nello svolgimento del suo lavoro, una persona conosciutissima a Favara. Un professionista stimato che tutti apprezzavamo e stimavamo, un uomo sempre disponibile. Oggi Favara piange questa persona.